che attribuirono allo Stato le imposte di produzione. Non c'era il petrolio allora, perché se ci fosse stato allora il petrolio probabilmente non avrebbero fatto questo, tra virgolette, errore. Non sono 8, sono 100.000. La quota, quindi il Presidente della Regione possa mettere 8 miliardi. E poi la seconda è la fiscalità di vantaggio. Ci sono tutte e due, ma ci sono in modo tale che, come dire, dentro un percorso che alla fine non credo abbia dato grande soddisfazione, che comunque, ripeto, richiede un'attività di riforma da parte della Regione senza indugi, anche perché la recente sentenza della Corte Costituzionale, su cui si è fatto cenno, la 116, ha, devo dire, in maniera secondo me un po' avventurosa, contraddicendo peraltro precedenti sentenze della stessa Corte Costituzionale, ha affermato che alla Regione non tocca né l'IVA riscossa fuori dal territorio, né l'imposta sull'assicurazione, né l'imposta del Stato ai depositi da banche, né la ritenuta degli interessi operata dalla posta e dalle istituti bancari. Qui sta la gravità anche, come si chiamava Giacomo Greco, di quello che è successo con tanti municipio. Cioè qui discutiamo abbiamo perso circa 200 milioni di euro di entrate l'anno, semplicemente per il trasferimento della sede legale del Banco di Sicilia da Palermo a Milano, cioè questa sentenza della Corte Costituzionale non ci esce assolutamente più niente. Io ho finito, l'ultima cosa che volevo dire è questa. Agenda 2000 era un programma 2000-2006, come asse necessario prevedeva la realizzazione di tutta una serie di riforme per rendere Agenda 2000 stessa funzionale alla nostra strategia di sviluppo. Si disse allora che Agenda 2000 avrebbe cambiato la regione. Finita la regione, cambiò pure l'Agenda 2000. Non vorrei anche che con questo nostro atavico andato oltre a passare alla federalismo fiscale, che richiede necessariamente